televisiva su Telecittà. Non mancare. Video. Eccoci qua, tornati, aspetta che mi apro il microfono, pronti, tornati, bene, allora, sai chi è che sta meglio di tutti noi? Lui. Sì, io proprio non ho pensieri. Infatti la canzone secondo me prima che si chiamava Camporea. In Camporea è dedicata proprio, guarda, specificamente lui è l'uomo dove non possiamo dire chi è per la privacy, potrebbe essere tutto il cameraman, Marco, Stefano, Daniele, ma non possiamo dire chi è. Però secondo me è azzeccatissima. Infatti prima era di là mi fa: senti, mi fai avere un CD? Dico, dopo chiediamo, perché così se lo ascolta in macchina quando con qualche morosa. E va a tirarlo via sempre col carro a tre, sì. Comunque è testato il nostro CD si cucca, veramente testatissimo proprio. Bene. Mica una dichiarazione firmata da Dario da Rovigo, che posso fare nomi e cognomi, che se ha tolto una maglietta come questa e mi ha proprio detto che io avevo detto, guarda, tolta questa maglietta che te le darei che non ti hai più problemi, e io ho tolto e ho detto però è un'esclusiva, però attenzione, andiamo in cerca di storie qua. Esatto, non si sa, cioè me che dico con Dario da Rovigo che ha funzionato, adesso non stiamo a dire che se a maglietta, magari se io che sono un bell'uomo e non si aveva mai accorto nessuno prima che avesse la maglietta. Vai. Senti, facciamo qualche altra telefonata, cosa dite? Allora, direttore di là, riapriamo le nostre linee. Cecilia! Pronti? E vediamo, allora, tutto in dialetto, la cosa bella, guarda, tanti amici che ci vengono a trovare durante queste serate. A proposito, noi questa sera vi aspettiamo a Piombino Dese perché c'è questa bellissima serata Miss Primavera. Infatti lui non può venire stasera perché è impegnato. Se primavera iniziate delle fasi ormonali. Se più te lo porti anche dai Miss e ora proprio te vuoi. Questa sera io non posso venire perché è impegnato, però dico pazienza. E va a prenotarsi il Camporea col triangolo. Là, col filo bianco e rosso. Esatto, sì. Allora, ecco, invece voi questa sera siete a Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, per questo vostro spettacolo che fate. Spiegaci un po'. Spettacolo nostro? No, spettacolo no, devo venirlo a vedere stasera. Se no, se mi spieghi. No, è vero, infatti restava un po'. No, lo spettacolo devo venirlo a vedere stasera, ma è all'interno di un capannone, di un teatro. Sì, sto locale, è un circo d'arci, anzi bisogna dirlo che. Sì. L'indirizzo esatto è via Einstein 8. Siamo tutti degli Einstein qua. Se uno ha il navigatore si catta meglio. Ora partenza 21. Ora 22. No, siamo su 22. 22. Sì, fermo. Prima dovete essere ben carburati. Sì, prima se mettiamo un attimo carburemo se con pesce fritto e vin. E dopo vai che tacca a festa, abbiamo un sacco di sorprese, tra cui io ormai che si diventai famosi i sprussini con rum e pera per il pubblico. Quella è una bella roba, ho visto che adesso vedremo di fare anche delle secce di fritto da tirare. Abbiamo sempre nuovi gadget da sperimentare. Esatto. Per esempio adesso siamo a fare i pappagai per la birra. Ma dov'è la prossima volta che venite? Portate un po' di gadget, così vi facciamo vedere. No, qui strani noi che abbiamo portati. No, qui strani no, perché siamo in fascia protetta. Esatto. Però il pappagallo per la birra è utile, è doppio uso, perché magari si in macchina in coa. Se te ieri porta via per bere, ma dopo una lavata e una sugata, una pagliata dopo parata. Perfetto. Vabbè, senti, cosa ci regalate adesso? Adesso faremo una canzone che, visto che è Venere, ecco, che domani tanti si casano a lavorare, e invece domani anche altri che tocca lavorare perché alziamo la mano. Sì. E ora la canzone si chiama Domani non si lavora, e che dedichiamo a tutti quelli che vanno a lavorare, però che sarà forse dei problemi adesso che penso, perché però gli altri andiamo avanti tranquilli. Allora, pronti come domani non si lavora, anzi domani non si lavora, com'era sta domani? Domani non si lavora. Come terra, eccoli qua. No, fermo. Vai, muoia. El sábado de sera, taca del dopo pranzo.
voglio fare festa finché non so finito. Niente Roma te la siamo senza pensieri. Faremo manco adesso che sei qua furieri. Domani se lavora, buttimi una birra, buttimene ancora. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Domani se lavora, domani se lavora. Buttimi 10 birre, buttimene ancora. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Domani se lavora. E se domani mattina te svegli copa, con la testa che gira e con stomaco in verigo, non sta che pensare, dormi un'altra ora, tanto domani non si lavora. Poi che muovo anche il spirito dei furieri che ne ha assistito.